Il centro regionale di prima accoglienza per i profughi è in centro storico a Padova. È l'ex caserma Prandina, una grande area militare in buona parte inutilizzata e con diverse palazzine fatiscenti appena dentro le mura del Cinquecento. A comunicarlo è stata questa mattina la prefettura ed è scontro con l'amministrazione comunale. Noi siamo contrari, in una città vicino a Corso Milano come adesso non si possono mettere dei clandestini e quindi girerebbero liberamente per la città e per il centro della città. Il governo deve trovare altre soluzioni. È una caserma che attualmente non è idonea dal punto di vista igienico-sanitario. Dopo l'arrivo di 20 nigeriani rimasti alla Prandina il tempo di una notte, la prefettura ha disposto l'installazione di docce, tende, brande e bagni chimici. In corso anche la pulizia dei giardini da erbacce e alberi cadenti. La Prandina ospita un parco pubblico con ingresso da Corso Milano e una caserma con magazzini e officine attualmente attiva sul lato est lungo Riviera San Benedetto. Tutta l'area confina con alcuni condomini. In centro i pareri sull'iniziativa del prefetto sono diversi. Io spero e penso che quantomeno l'amministrazione comunale, se ci sia una presenza stabile di questi profughi, chiamiamoli così, metta un servizio di vigilanza adeguato. Il spazio non è adatto per questo. È possibile fare un campo fuori dalla città? Cosa vuol dire troppo centrale? In situazioni di emergenza va bene un luogo come un altro. Poche ore prima la soluzione Prandina, a detta del sindaco, era stata esclusa dal prefetto Patrizia Impresa. Mi ha chiarito e confermato il fatto che non verrà utilizzata questa caserma per farli dormire all'interno e quindi solamente come posto di transizione. I rapporti tra comune e prefettura e quindi governo sembrano perciò arrivati ai ferri corti. Le istituzioni, anche quella della prefettura, deve essere rispettosa del sindaco di una città che è stato eletto direttamente dai cittadini. I prefetti sono nominati e non eletti direttamente dai cittadini. Pretendo, ha proseguito Bitonci, di avere dal prefetto il dettaglio della posizione dei clandestini in giro per la città. Chiaro che c'è molto allarme, soprattutto perché siamo in centro città, soprattutto i cittadini di Corso Milano. Telefonate, messaggi abbastanza allarmati. In giornata è emersa anche l'indiscrezione di una tendopoli nel quartiere di Salboro, in periferia. Il sindaco Bitonci ha detto no alla tendopoli e in una nota ha chiesto ai parlamentari padovani di sfiduciare il governo.